ha 77 anni, viene da Vicari ed è in cerca della donna ideale dell'anima gemella. Buonasera signor Nino. Buonasera a lei, come sta? Intanto la devo fare i complimenti perché 77 anni non le dimostra assolutissimamente. 77, 8 mesi. Ha ancora l'aspetto di un bel giovanotto. Grazie, grazie dei complimenti, grazie. Allora, innanzitutto ho saputo che lei è stato anche a Uomini e Donne. Sì, ho partecipato a Uomini e Donne perché sono vedovo, sfortunatamente dopo 53 anni di stare con mia moglie, il Signore se l'ha portato via, quindi non c'è stato... l'ho godito io e comunque io cerco una compagna, Sì. non cerco una cameriera, Certo. perché io a casa mia mi faccio tutto, dall'A alla Z, Lei innanzitutto è residente qui a Vicari. residente a Bigre. Ha la casa di proprietà sua? Sì, c'è la casa mia, quindi se c'è qualche signore che ci interessa, c'è il numero telefonico, giustamente l'abbiamo... Va bene, signor Antonino, una cosa, parliamo un po' di lei, come passa il tempo? Ma il tempo io come lo passo? Per esempio la mattina mi faccio le pulizie in casa, giustamente. Ovviamente fa tutto da solo perché è solo. E poi mi dedico, per esempio faccio camminato con la bicicletta oppure a piedi, comunque faccio un po' di sport, capito? Non è che Quindi si mantiene in forma. mi mantengo in forma perfetto. Esatto. Signor Antonino, parliamo di quest'anima gemella che noi andiamo cercando, di questa donna. Innanzitutto parliamo dell'età. Lei ha 77 anni, quindi questa donna da che età dovrebbe partire per andare a finire? Mi ascolta, ne posso cercare una ragazza di 20 anni. Io cercherei una signora di 70 anni, anche di 69, 70, 72, che però se deve trovare una di 90 anni. Allora ascolta, di 90 anni io poco fa le ho fatto un complimento. Per farle un complimento e dirle che lei ha l'aspetto di un giovanotto, io penso che una donna anche a 60 anni, avendo a lei il fianco, si trovi bene, perché lei non li porta assolutamente però che io questi voglio anni. una donna però sincera, Certo. che se devono nascere che cosa, penso quanto tempo è inutile che facciamo delle pasquinate, diciamo, Quindi noi andiamo cercando una persona seria che parta dai 60 anni in su. e 60 anni in su. Va bene? Allora, abbiamo preferenze di provenienza o può telefonare chiunque? No, perché Da qualsiasi una signora seria può telefonare chiunque, non ci sono problemi. Poi se uno sentendo per telefono si discute come per esempio che intenzioni ha, che non ha, come il comportamento, non lo so io. Va. Che mestiere faceva lei? Allora, questa parola l'ho detto a Maria De Filippi e la ripeto qua. Io facevo un mistero un po' curioso, facevo il pastore, o pecoraro c'è di Maria De Filippi, capito? Un bel mestiere, forse una volta era magari visto allora, in un occhio diverso. Maria De Filippi aveva capitato una signora. Sta signora originale da Palermo, però abita a Firenze. Poi l'ho portata qua a Vicari. È stata una settimana, dopo una settimana se n'è andato e ha detto: Antonino, Vicari è un bel paesino, a me mi piace, però siccome io sono abituata nelle città non mi trovo qua, perché si sa come le donne sono abitate nelle città, già ci sono altri sistemi, se ne vanno per esempio a ballare, se ne vanno a giocare a carte, qua questi paesini sono paesi di stare sempre siamo rimasti sempre amici, ci sentiamo per telefono, però non vedevo. Un'altra cosa, lei la macchina ce l'ha, è motorizzato? Quindi si può muovere tranquillamente? Sì, mi muovo. Non le manca nulla, la casa ce l'ha, il passatempo ce l'ha, la macchina ce l'ha, le manca solo l'anima gemella. L'amore, mi manca l'amore. Noi siamo qui per poter, anzi cercare di risolvere questo problema. Se c'è qualche signore che ci interessa mi può chiamare e ci sentiremo per telefono. Abbiamo detto tutto, il signor Antonino è stato chiarissimo. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente, io sto parlando con donne che partono dai 60 in su. Preferenze di provenienza il signor Antonino non ne ha, per cui fatevi sentire, potete chiamare al numero... Sì? Un pochettino di preferenza c'è, però... e lo dica, una volta che ci siamo. Quando buono un gioco ti piace, io cerco le donne mi piacciono non troppo grasse, troppo grosse. Quindi troppo in carne no? Deve essere giusto. Però poi se poi la cosa può andare pure vai. Come si dice, se da pignata ci vuole la carne. Se siamo fortunati e ne troviamo qualcuna che li porta bene questi anni come lei, giustamente è giusto. Rosa, quella Rosa di... Ha contattato Rosa? Minuto. Napola, quella di Napoli. Rosa di Napoli, l'ha contattata? L'ha contattata, però io non ero tanto convinto, però io adesso che sono andata a Mantova
Sì. Cioè, stare a vacanza affettata da Sì. e se vuole stare da non ci vuole venire in Sicilia. E voleva Come aspetto Rosa comunque carina. comunque però era un po' ciccione, però secondo me aveva qualche cosa che non andava, il modo di parlare mi capiva, che sempre ripeteva una cosa, che chi si è sposata che si è sposata ha avuto un marito forse che gli dava, insomma storia lunga. Certo, giustamente ognuno di noi abbiamo i nostri problemi, Esatto, Rosa perciò- ne ha passate parecchie. Ecco, io l'ho capito, sì. Speriamo anche lei che trovi l'anima gemella. Ora ne avevo contattato un'altra, ma chissà viene ma Trapani di Marsala, Di Marsala. di Marsala. Però Non le è piaciuto. no, non mi è piaciuto, è malata, gli dava in una casa di famiglia Ho capito. e mi disse gli dà per telefono che già c'è gamme da ombi, comunque Vabbè, allora si è deciso di fare l'annuncio appunto per cercare, può essere magari che siamo fortunati a trovare. chi lo sa, mica si può dire. Ripeto, amiche telespettatrici, donne che state cercando l'amore, soprattutto se state cercando di sistemarvi, il signor Antonino è qui, è un buon partito, credetemi, a 77 anni non li dimostra, sembra un giovanotto Siamo per 78 quasi. ed è bello sistemato, per cui fatevi sentire al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video, quello è il numero personale del signor Antonino, chiamate a quel numero lì e lui risponderà. Signor Antonino, vuole lanciare qualche messaggio particolare? Ma basta così. Perfetto, siamo stati chiarissimi, per cui amiche fatevi sentire. Per i cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente il signor Antonino. Ciao. Ciao ciao, chiamate Oh yeah.